Ed eccoci arrivati all'altra parte della nostra trasmissione con il nostro esperto in finanza Stefano Zara. Dottor Zara, grazie di essere qui con noi. Allora, novità della tecnologia che modifica comunque gli andamenti anche economici globali, che modifica, che influenza la finanza e tante piccole cose che possono succedere e che danno un'impronta rilevante. Che cosa bolle in pentola? Sì, è il classico bosco che cresce. Quindi non fa rumore, anche se quando parliamo di digitale parliamo di qualcosa che per molti rappresenta piccole cose che utilizziamo tutti i giorni, per altri sono un'evoluzione del sistema produttivo ed economico, per altri modalità di produzione nuove, ma il mondo in cui viviamo sta fortemente cambiando ad una velocità mai esplorata prima, per colpa ovviamente di situazioni in cui siamo caduti da quasi un anno e mezzo. Quindi la pandemia ci ha obbligati a studiare da casa, a connetterci con gli altri per ragioni di lavoro, a cambiare il nostro modo di interpretare la nostra professione, il nostro lavoro, i nostri rapporti con i figli, con la scuola, con la pubblica amministrazione, con la banca in cui abbiamo i nostri soldi. Tutto questo è cambiato in maniera radicale per il fatto stesso che non abbiamo più potuto frequentare o percorrere i rapporti con gli altri in maniera tradizionale, quindi siamo stati obbligati a fare le cose che facevamo prima in maniera completamente diversa. Questo cosa implica? Ha dato la possibilità ad altri di crescere, quindi? Sì, ma lo vediamo anche da piccole cose, insomma, dal fatto stesso che le aziende che si occupavano di digitale hanno accresciuto, è successo nel mondo medicale, della ricerca medica, per il fatto che siamo arrivati dopo un anno ad avere dei vaccini e nessuno degli addetti ai lavori aveva mai potuto preventivare o ipotizzare tempi così rapidi nell'aver trovato e nell'aver messo in produzione una risposta alla pandemia, quindi il vaccino. Le imprese in cui lavoriamo hanno conosciuto e aumentato la dose di smart working, di lavoro, di possibilità dati ai propri lavoratori di lavorare da casa, quindi mettere in pista soluzioni tecniche che fossero produttive. Quindi tutto un mondo che si è adattato a una situazione del tutto nuova. E questo ha generato ovviamente dei problemi, dei grandi problemi, sta generando anche delle opportunità. Ovviamente qualora noi siamo degli esseri, da quel punto di vista l'uomo è un essere fantastico, nel momento in cui trova un problema ovviamente si abbatte, ci va a sbattere contro, ma nella sua ricerca della soluzione questo siamo unici, e quindi sia nella produzione di nuovi prodotti, nuovi servizi. Esempi di qualcosa di nuovo che è emerso in questo periodo e che non ci si aspettava. Abbiamo parlato altre volte delle nuove opere d'arte, le opere d'arte digitalizzate, gli NFT, questo grande archivio di opere digitalizzate che sta diventando un mercato assolutamente fuori controllo dal punto di vista finanziario. Insomma, è stata aggiudicata l'opera di Beeple per circa una quarantina di milioni, e la grande esplosione dell'intrattenimento online, quindi diffusione di videogiochi sempre più interattivi, l'integrazione delle tecnologie applicate ai videogiochi con l'esperienza medico-scientifica per la cura o comunque tra virgolette, il superamento di alcune patologie legate alla difficoltà di rapportare il sistema neurologico al sistema fisico. Gli acquisti recenti e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale legata alle applicazioni anche lavorative. L'acquisizione recente di Nuance da parte di Microsoft. Nuance è sostanzialmente chi ha rilevato anni fa l'applicazione Dragon, che sottostà a Siri, no? L'applicazione di riconoscimento vocale di Apple. È una collaborazione industriale tra Nuance e Microsoft che è di lunga data, loro lavoravano insieme da più di una decina d'anni,
producendo nel mondo della sanità americana, quindi si occupavano di digitalizzazione, archiviazione digitale, e quindi quasi tutte le cartelle mediche degli ospedali americani, almeno il 70% credo, sia archiviato in maniera digitale e possa essere estratto attraverso il riconoscimento vocale. Tutte queste applicazioni avranno sempre maggior sviluppo. E quindi questo porta a crescere di realtà aziendali, sì, a discapito di altri sistemi. Sì, insomma, di altri sistemi e queste integrazioni, come abbiamo detto molte volte, i paradigmi, anche se molti odiano questi termini, i paradigmi nei prossimi anni che vedono nella sostenibilità, nella digitalizzazione, sono dei driver che non sono più, tra virgolette, convertibili, cioè sono strade già imboccate da un sistema produttivo che difficilmente torna indietro. Quindi la digitalizzazione anche in economia è un qualcosa che sta entrando nella vita di tutti i giorni. Il fatto è che noi paghiamo le bollette, facciamo i prelievi, facciamo i bonifici, vediamo come vanno i nostri investimenti tranquillamente dal nostro smartphone, ma è una cosa che è alla portata di tutti, certo, indipendentemente poi dall'età, perché insomma sono applicazioni anche molto semplificate, perché consentono a ognuno di noi di poter accedere in maniera molto facile e molto veloce. Insomma. Quindi anche per fare degli investimenti in aziende che possono diventare strategiche, che magari non lo sono inizialmente, bisogna sempre tener conto di tutte queste variabili che entrano in gioco, no? Sì, in maniera molto semplice la diagnostica a distanza, no? Il consulto medico a distanza, sta ormai entrando nella routine, cambiando settore, le visite per gli acquisti di nuove abitazioni. Ormai sono quasi dei tour virtuali che io posso fare da casa mia. L'agenzia mi consente attraverso del password di entrare, di accedere, di vedere virtualmente come è fatto l'alloggio che mi può interessare, e poi si va magari a perfezionare la configurazione personalizzata della vettura che vuoi acquistare. È una cosa che esiste già da oggi. Volvo ha previsto che per il 2025 non ci sia più la possibilità di acquistare auto in autosalone. Tu devi andare in autosalone dopo aver configurato la tua macchina, e solo per una prova su strada, ovviamente quella non può essere solo virtuale, ma tu devi andare già lì, il prezzo è già concordato, la configurazione te la sei scelta, quindi l'acquisto dell'auto, della casa, la diagnostica a distanza, i corsi di lingue, sono cose che sono già, tra virgolette, delocalizzate. È una possibilità che io ho già oggi di poter fare tranquillamente da casa percorsi legati all'acquisto di servizi che prima invece dovevo necessariamente fruire spostandomi, andando in agenzia, andando all'autosalone o andando in agenzia immobiliare. Per alcuni potrebbe andare bene questo, per altri invece preferiscono magari toccare con mano, sentire, vedere, perché appunto si diceva la macchina per esempio è una cosa, una percezione che tu hai guidandola quando ci sali, per cui può nessuno bene, ci porterà mai via il piacere di poter toccare con mano, scegliere, ma questo sarà riservato ad acquisti sempre più tra virgolette selettivi. Avremo delle esperienze di massa che decideremo noi in nostra autonomia, in nostra discrezione, di poter fare a distanza, ed altre che sceglieremo di volta a volta invece di concretizzare con un appuntamento, con un incontro. Saremo sempre più selettivi. Parlavo con alcuni colleghi l'altro giorno, diceva le aziende hanno avuto dei grossi vantaggi nello smart working, non si parlava in maniera molto brutale, pensa ai buoni pasto che hanno risparmiato le imprese non dandole ai lavoratori dipendenti, e quanto hanno risparmiato facendo sostenere ai dipendenti i costi della connessione internet per lavorare da casa, i costi dell'elettricità e quant'altro. A questi grandi vantaggi difficilmente le aziende rinunceranno nei prossimi anni. Questa sarebbe una bella materia sindacale. Difficilmente rinunceranno, e che hanno costituito in questi 2 anni un grosso cuscinetto per ammortizzare i minori introiti legati ovviamente alla congiuntura, che è deteriorata un po' a tutti i livelli. Quindi io ho fatto meno utili perché l'economia ha rallentato, ma ho aumentato quello che è la mia marginalità avendo minori costi, ovviamente. A queste cose le aziende non rinunceranno. E poi c'è tutta quella filiera
questa cavalcata, questo galoppo fragoroso del digitale, spinto ovviamente da una possibilità di business inaspettata, con queste dimensioni, un business accresciuto dalla globalizzazione, quindi la pandemia non è stato... però limitato appunto a questo tipo di aziende che hanno saputo... È altrettanto vero che questo limite è molto vago, cioè è un limite che la digitalizzazione ha tolto, non c'è ambito dall'intrattenimento alla salute, alla formazione, alla produzione industriale che non abbia, tra virgolette, dovuto ricorrere a un massiccio uso della digitalizzazione. Non c'è ambito dal design alla produzione teatrale, no? Abbiamo visto che perfino settori che fanno della presenza il loro core, no? Il teatro, ricorrere alla produzione in streaming. Non siamo lontani dal fatto di poter vedere il nostro attore preferito in ologramma, interpretare i suoi pezzi forti contemporaneamente in più teatri. Cioè, la tecnologia può mettere a disposizione questo tipo di soluzione e la tecnologia non è solo quello che noi conosciamo vedendo dai giornali, ma è qualcosa che ci sta muovendo a livelli molto più approfonditi. Quindi è nell'ambito tecnologico e della comunicazione che forse si potranno giocare le carte più forti, insomma, sostanzialmente in questo momento, quindi anche investire in queste società che sono emergenti o alcune sono consolidate, come diceva lei. Alcune sono consolidate, faccio un esempio molto banale, ma di quanto sono veloci le cose. Nuance fa Siri, che è un riconoscimento vocale. Nuance una decina di anni fa aveva rilevato un'azienda torinese che si chiamava Loquendo, una piccola azienda torinese, l'ha mantenuta italiana per la parte italiana e poi ovviamente, come fanno sempre loro, portano i brevetti, se li portano negli Stati Uniti, ma ci sono delle aziende anche a Pordenone che si occupano di intelligenza artificiale, il sistema Evo dell'amico San John, che è sbarcato negli Stati Uniti, non trovava finanziamenti in Italia, ha sbarcato negli Stati Uniti, già in Silicon Valley, ha già trovato investitori, è un Siri più evoluto, con un riconoscimento vocale addirittura semantico che autoapprende, fantastico, è a contatto con questo tipo di realtà, si innamora e vede quanto la nostra genialità, il andare fuori degli schemi, no? Sentivo prima che l'informatico italiano è un informatico che ha la disciplina e la formazione di primo livello che danno le nostre scuole, aumentata dalla capacità che noi abbiamo, tipica del nostro DNA italiano, di trovare delle soluzioni a problematiche complesse, delle soluzioni alternative anche fuori degli schemi. Gli informatici italiani sono fra i più apprezzati. In Silicon Valley, in quasi tutte le aziende di successo, c'è un italiano. Ma dai! C'è un italiano, oppure un italiano ci ha partecipato, o comunque c'è la nostra zampino, c'è un po' dappertutto. Quindi ci sarebbero potenzialmente opportunità anche per noi? Sì, ci vorrebbe, sarebbe indispensabile ed è peccato mortale perdere questo treno, insomma, legato al fatto che una situazione, tra virgolette, negativa di queste dimensioni sta portando però in dote delle potenzialità, come succede dopo i grandi incendi, no? Il terreno bruciato sembra arido, sembra la fine della vita, in realtà in sé ha la potenzialità che l'incendio dà, quella di fertilizzare in maniera incredibile il terreno sottostante, quindi di poter mettere a disposizione un substrato, un humus che predispone a una crescita incredibile per i prossimi anni. Insomma, bisogna però coltivarla. Insomma. Quali sono invece le realtà che secondo lei sono controtendenza, che hanno avuto un grossissimo successo, che invece adesso sono in una fase un po' così di insomma, critica? c'è un po', faccio fatica, sono molto portato a vedere i bicchieri mezzi pieni adesso, faccio fatica, credo che la pubblica amministrazione oggi, che fa la maggior parte della spesa pubblica, sia quando si parla di riaperture, ovviamente sembriamo un paese in cui prevale una percezione del lavoro molto, tra virgolette, dipendente, ecco, molto dipendente. Dobbiamo sposare una logica anche che preveda che il nostro paese diventi un paese, abbiamo sempre avuto la vocazione
ma non disperdiamo quel patrimonio di iniziativa, intraprendenza che è nostro, insomma, tipicamente nostro. Insomma. Perfetto, grazie mille anche di questo suggerimento che è sempre molto importante, perché poi tutto provoca e rigenera anche benessere e ricchezza. Certo. Grazie Stefano Zara di essere stato qui con noi. Chiudiamo questa trasmissione anche di questa serata, grazie a voi di averci seguito, come sempre le repliche le trovate sul web, sul nostro sito internet. Grazie ancora, buon proseguimento.